Buongiorno a tutti, io comincio scusandomi per l'inconveniente di oggi che mi porta a fare questo video invece di essere lì a Vittorio Veneto con voi in biblioteca. E, l'esperienza dei comuni virtuosi, che è l'esperienza che vi avrei raccontato oggi dal vivo, è un'esperienza che nasce nel maggio del 2005 su iniziativa di 4 comuni molto distanti e molto diversi tra loro: Colorno, dove faccio l'amministratore da ormai 9 anni, che è un paese di 9.000 abitanti in provincia di Parma; Melpignano in provincia di Lecce; Monsano in provincia di Ancona, che è anche la sede legale della nostra associazione; e Vezzano Ligure in provincia di La Spezia. 4 comuni, 4 realtà molto diverse tra loro, molto lontane anche per collocazione geografica, che a un certo punto decidono di mettersi insieme e di provare a raccontare e a mettere insieme un'Italia diversa, un'Italia fatta di buone amministrazioni, di sindaci, di assessori, di consiglieri comunali che cercano nella loro quotidianità amministrativa di affiancare alla gestione dell'ordinario la costruzione di un progetto diverso di futuro, sostenibile e virtuoso, che metta al centro il tema della sostenibilità ambientale, che è un tema ormai diventato assolutamente di moda, assolutamente preponderante, ma che spesso non si traduce in fatti concreti. Cioè, ci sono le enunciazioni di principio, ormai tutti dicono, gli scienziati, i governi d'Europa e mondiali, che c'è un problema, che questo modello di sviluppo non sta più in piedi, che non funziona più, ma all'enunciazione dei principi, all'annuncio delle cose che si dovrebbero fare, quasi mai seguono le scelte conseguenti che si traducano in azioni, delibere, se parliamo di comuni, in leggi normative se parliamo di stati, e in finanziamenti, in risorse per mettere in campo quegli investimenti che possono costruire il cambiamento. L'esperienza dei comuni virtuosi, che è un'esperienza ovviamente molto limitata e molto piccola, oggi contiamo 74 comuni sparsi su tutto il territorio nazionale, è un'esperienza che prova proprio ad affiancare all'enunciazione dei principi la costruzione di un percorso alternativo, mettendo insieme tutte quelle esperienze, anche piccole, anche isolate, che in decine di comuni italiani si stanno facendo, aggredendo quelle che sono i temi della sostenibilità ambientale, e che noi abbiamo diciamo riassunto in 5 macro categorie: la gestione del territorio, l'impronta ecologica della macchina comunale, i rifiuti, la mobilità e i nuovi stili di vita. Per ognuna di queste 5 categorie i nostri comuni virtuosi sperimentano ormai da una decina d'anni progettualità molto concrete che vanno chiaramente in controtendenza e controcorrente rispetto a quelle che purtroppo sono le politiche che trasversalmente gli schieramenti, soprattutto a livello nazionale, continuano ad essere portate avanti. Se si parla di gestione del territorio, consumo di suolo; se si parla di impronta ecologica e di gestione efficiente della macchina comunale, significa sprechi e inquinamento e quant'altro; se si parla di rifiuti, si affronta il tema facendo inceneritori, quindi bruciando i rifiuti o infilandoli sottoterra nelle discariche; se si parla di mobilità, significa solo alta velocità, progetti che portano nuove colate di cemento da una parte e nuovo traffico veicolare sulle nostre strade; se si parla di nuovi stili di vita e partecipazione, significa la declinazione della politica che non coinvolge i cittadini e delle scelte che continuano ad incentivare e stimolare nell'opinione pubblica, nelle comunità locali, stili di vita ormai logori, frutto di un modello di sviluppo che appunto è fallito. Ecco, contro tutto questo la storia dei comuni virtuosi dice che si può andare anche in un'altra direzione, e lo si può fare mettendo in campo delle azioni concrete che dimostrano coi fatti compiuti che appunto un altro modello di sviluppo è non solo necessario, perché questo stile di vita ci porterà alla distruzione, ma anche assolutamente conveniente, proprio su quei temi, su quei canali che vengono utilizzati da chi crede che l'unico modo per salvare l'umanità sia quello della crescita infinita, di continuare ad aumentare le percentuali del prodotto interno lordo. Perché conviene? Perché conviene anche da un punto di vista economico, perché conviene anche da un punto di vista occupazionale,
perché conviene anche e ovviamente da un punto di vista del minore impatto ambientale. Faccio qualche esempio per capirci. Il nostro comune più virtuoso sul tema dei rifiuti è il comune di Ponte nelle Alpi, che è un comune non così lontano da dove siete voi, in provincia di Belluno, circa 10.000 abitanti, che da 4 anni vince il premio dei comuni ricicloni, questa iniziativa di Lega Ambiente, e vince questo premio perché è davvero il comune più riciclone d'Italia. Le percentuali di raccolta differenziata di quel comune sono arrivate e si sono ormai stabilizzate da un paio d'anni al 90% di raccolta differenziata, quando la media nazionale è ferma al 35%, e quando la legge italiana imporrebbe a tutti gli 8.000 comuni italiani oggi di essere almeno al 65%. Quindi 35% è la media effettiva in Italia, 65% è quello che dice la legge, 90% è quello che fanno a Ponte nelle Alpi. Quindi se lo fanno a Ponte nelle Alpi vuol dire che si può fare dappertutto. Perché allora questa cosa non avviene? Perché questa cosa non si fa? Perché purtroppo sul tema dei rifiuti torno a quello che dicevo all'inizio, cioè si continua a pensare che l'unico modo di risolvere un problema che c'è e che c'è nelle grandi città come nei piccoli centri, c'è nelle città del nord come nelle città del sud, cioè la gestione della montagna di rifiuti che noi cittadini e noi imprese continuiamo a produrre ogni anno. Si pensa che l'unico modo per risolvere questo problema sia quello di affrontare questo problema con gli strumenti, con la mentalità del secolo scorso, cioè infilare materie prime e seconde sottoterra nelle discariche o bruciarle in un forno inceneritore che sputa diossina e polveri e nanoparticelle nei nostri polmoni, nei nostri campi e nell'aria che respiriamo. Noi pensiamo invece che la soluzione sia un'altra, cioè sia quella di tendere alla strategia rifiuti zero, che è partita in America da Paul Connect e da una città delle dimensioni di San Francisco, che oggi è stabilmente oltre il 75% di raccolta differenziata, che ha dimostrato che è la soluzione che ci dà futuro, che ci dà respiro, che ci dà una possibilità altra rispetto a quella che abbiamo con gli inceneritori e le discariche. Il modello di Ponte nelle Alpi in un paese normale verrebbe preso appunto come un esempio da seguire e da replicare su vasta scala in una gestione efficiente della gestione dei rifiuti. 90% di raccolta differenziata, meno di 30 kg prodotti all'anno pro capite di rifiuti, 20% in meno di costi per la pubblica amministrazione, 20 posti di lavoro creati nei 4 anni di nuovo servizio, una riduzione delle tariffe a carico positivo delle famiglie che pagano attraverso la tariffazione puntuale solo per quello che non riescono a differenziare, e quindi sono incentivate e stimolate a far sempre il proprio meglio per ridurre a monte la produzione dei rifiuti, che è l'altro tema da mettere in campo a fianco della raccolta differenziata. E di questi esempi noi ormai ne abbiamo davvero a decine e a centinaia, e sono frutto di sperimentazioni, dello sporcarsi le mani, del provare a fare e a costruire facendo quel cambiamento che vorremmo vedere nella nostra società. Il tema del consumo di suolo, che è il centro della discussione di oggi, è un altro di quei temi che noi abbiamo cercato di affrontare facendo uscire il principio del bisogna interrompere la cementificazione dai convegni, dalle sale affollate degli esperti di settore che da anni ormai dicono che l'Italia ha vissuto un ventennio di distruzione e devastazione del territorio, di portare fuori tutto questo, di trasformare le parole in azioni conseguenti, che per quanto ci riguarda significano approvare piani regolatori a crescita zero. Il primo comune in Italia ad aver fatto questa scelta, ormai nel lontano 2007, è il piccolo comune di Cassinetta di Lugagnano in provincia di Milano. Una scelta importante, significativa, simbolica, perché fatta in uno dei contesti più urbanizzati del territorio nazionale. Milano e tutto quello che è l'interland di quella grossa metropoli, una scelta che poi è diventata un punto di partenza e un esempio, un modello che oggi è stata seguita negli anni da decine di comuni in tutta Italia, anche molto più grandi del comune di Cassinetta, e che non ha messo in crisi il settore edilizio. Il settore edilizio è andato in crisi dopo, perché la bolla speculativa, la bolla finanziaria
l'aver costruito troppo e senza logica, senza governo, senza una visione di società e di comunità, ha portato il settore a entrare in crisi, ha portato un sacco di persone a non avere più il posto di lavoro e un sacco di imprese a fallire. Ma le scelte di Cassinetta, così come la scelta di tanti altri comuni che dopo hanno seguito quel modello, ha non solo non fermato il mercato edilizio, ma l'ha trasformato, l'ha convertito e ha consentito di evitare a quelle imprese quel fallimento che poi è arrivato, dove invece si è continuato a trasformare terreni agricoli attraverso delle varianti urbanistiche in terreni edificabili. E che cosa è successo in quel comune e in quei comuni? È successo che si è cominciato a creare le condizioni per favorire un riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, una riqualificazione anche energetica, anche di messa in sicurezza a livello ad esempio sismico di quegli edifici, di quelle abitazioni pubbliche e private, trasformando e obbligando in qualche modo, incentivando in qualche modo le imprese del settore a fare scelte di consapevolezza e di sobrietà che hanno consentito ai loro dipendenti di mantenere il posto di lavoro, di riqualificare da un punto di vista energetico il patrimonio edilizio e quindi di ridurre anche l'impatto ambientale e la bolletta energetica, e di fare una scelta che ha dimostrato che i comuni potevano vivere e mantenere in piedi i servizi, l'asilo nido comunale, il trasporto scolastico, l'assistenza domiciliare agli anziani, le attività culturali e ricreative che vengono fatte ogni anno in un comune, non finanziando quelle operazioni, quei progetti con la devastazione del territorio attraverso l'ennesima variante urbanistica e quindi gli oneri di urbanizzazione, ma risparmiando sulla bolletta energetica, facendo politiche di sobrietà e di efficienza e mantenendo e considerando e gestendo il territorio come un bene comune da preservare al pari dell'acqua che beviamo o dell'aria che respiriamo. Esperienze come quelle di Cassinetta, come dicevo, si sono sviluppate negli anni e a fianco della non cementificazione si sono avviati processi di riqualificazione di aree anche le più compromesse. Voglio raccontare a questo proposito, e lo voglio fare con anche un senso di appartenenza e di legame molto stretto con quella comunità, l'esperienza del comune di Berlingo, un comune in provincia di Brescia, dove il nostro compianto sindaco Dario Ciapetti, membro del comitato direttivo dell'associazione, ha portato a compimento un processo che 3 generazioni di amministratori hanno messo in campo in una comunità che aveva nel centro esatto del paese, a 100 metri del campanile della chiesa e a 50 dalla piazza del municipio, una ferita aperta, apparentemente non rimarginabile. Una ex cava divenuta negli anni discarica abusiva di rifiuti tossici, che da 20 anni era la dimostrazione del fallimento delle istituzioni nel ottenere un risarcimento, nell'ottenere una bonifica e nel poter riqualificare un territorio davvero violentato. Ebbene, gli amministratori di Berlingo da un certo momento in poi, insieme alla comunità, decidono che da quella ferita si doveva ripartire e dare una nuova opportunità alla comunità intera. Oggi quella che prima era una buca piena di rifiuti tossici che inquinava il territorio e che ricordava ogni giorno il fallimento della politica, è diventata il luogo massimo della comunità, dove negli anni si sono accumulati progetti, esperienze e strutture pubbliche, dalla scuola materna all'asilo nido comunale, al palazzetto dello sport, alla bocciofila gestita da un'associazione di volontariato di anziani che ne fa anche presidio sociale e di controllo del territorio, alla scuola elementare, alla scuola media, tutti edifici e spazi energeticamente autosufficienti perché progettati, costruiti e realizzati secondo le migliori tecniche della bioedilizia e dell'efficientamento energetico. Tutta l'area è ciclopedonale, bandita alle auto, a dimostrazione che è davvero un progetto partito come un progetto di riscossa di una comunità, è diventato un progetto che ha messo insieme un po' tutte le 5 categorie che ispirano il manifesto e lo statuto della nostra associazione. La gestione del territorio, quindi la riqualificazione e il riutilizzo di un'area compromessa, l'efficientamento energetico, la costruzione di
spazi che riescono, attraverso l'uso delle fonti rinnovabili, attraverso meccanismi che impediscono lo spreco di energia, di fare delle cose autosufficienti appunto da un punto di vista energetico, una struttura e uno spazio che diventa della mobilità dolce e sostenibile, in cui le persone, i bambini, le famiglie, i genitori possono muoversi solo ed esclusivamente con i piedi e con le biciclette, e dove la comunità torna a essere messa al centro, quindi partecipa, è attiva e soprattutto condivide le scelte dell'amministrazione. Ecco, io penso che alla fine l'esperienza di Berlingo sia un po' l'esperienza rappresentativa di quello che la nostra associazione sta cercando di portare avanti in giro per l'Italia da ormai una decina d'anni, ed è il racconto e la testimonianza piccola, di nicchia se volete, ma che l'Italia ce la può fare se riparte dalle comunità locali, se riparte dal basso e se riparte da una contaminazione reciproca in cui cittadini virtuosi e amministratori volenterosi si mettono in gioco, ci mettono la faccia e provano a dimostrare attraverso il cambiamento concreto che le cose possono cambiare, nonostante tutto, nonostante la politica che vediamo in televisione tutti i giorni e nonostante questa crisi, che non è una crisi che passerà domani, ma che va assolutamente combattuta attraverso uno spirito di servizio, una voglia di mettere in campo anche le emozioni e la fantasia che solo noi possiamo darci e che non possiamo delegare più a nessun altro al di fuori di noi stessi. Grazie, buon lavoro e portiamo avanti questo progetto insieme.